In queste ore abbiamo nuovamente scritto al sindaco dando un termine perentorio di risposta. Qual è il termine, quando scade? Ma il termine scade ad ora, cioè nel senso che le diamo 48 ore e se non ci risponde ci sentiremo liberi di agire per difendere quello che riteniamo un valore di tutta la collettività. Il patrimonio della collettività da difendere è il Parco delle Rogge, una delle ultime aree verdi a sud di Bassano. Istituito dalla Regione nel 2002, il parco si estende tra i territori comunali di Bassano, Cartigliano e Rosà. Nel mirino del Covepa una delibera approvata in via Matteotti durante la scorsa legislatura che autorizzerebbe la costruzione in quell'area. L'ente parco del Parco delle Rogge appunto doveva essere istituito, esiste sulla carta in base a una legge regionale, ma sia il sindaco precedente sia soprattutto il sindaco attuale, che si ritiene tanto un difensore di certi valori, non ha mai istituito questo parco. Di conseguenza è una situazione assurda che su un parco regionale, un'area verde, si è autorizzata una delibera del 2012 la costruzione di centri commerciali, passerà alla SPV. La delibera, come detto, è stata adottata durante la precedente legislatura. La richiesta all'attuale sindaco è che quella delibera venga annullata subito. Il Covepa ha messo in mora, per così dire, l'attuale amministrazione comunale dopo che la prima richiesta, datata novembre 2014, è rimasta senza risposta e poi ne è partita una seconda, anche questa per ora inascoltata. Noi ci sentiamo anche liberi di fare un esposto perché riteniamo che sia una questione di fondamentale importanza e sia, ripeto, grave non adempiere a questa richiesta del nostro gruppo, il Covepa, che ha portato avanti. Risposto su quali basi? Ma sulle basi appunto che questa la delibera del 2012 in realtà va contro il fatto che su quest'area ci sia un parco regionale.